Buongiorno amici scacchisti, scusate la tenuta da sera, ma è tardissimo, sto registrando questo video tardissimo, abbiamo appena finito il primo gioco dello Squid Game Chess, tutti i partecipanti sono passati al secondo gioco che sarà domani sera. Comunque, torniamo al nostro campionato mondiale, siamo al secondo turno, al primo turno Carlsen e Nepomniachtchi hanno pattato e vediamo in questo secondo turno come è andato. Questa volta il bianco spetta al campione del mondo che gioca D4, cavallo F6, C4 e 6, cavallo F3, D5, G3. Apertura catalana. Sì, ottimo. Amo troppo questa apertura. Alfiere 7, alfiere G2 e qui qualcuno potrebbe domandarsi ma perché il nero non ha mai catturato questo pedone. Esistono sicuramente le linee con la cattura, anche dopo questa mossa il nero può sempre catturare, invece il nero preferisce arroccare. C'è da dire che queste catture qui non portano mai a nulla, cioè il guadagno reale non c'è mai. In primis è possibile riprendersi subito il materiale con uno scacco, in secundis c'è sempre donna C2, c'è cavallo BD2, c'è cavallo E5 con l'idea di riprendersi il pedone in C4. Insomma, l'idea è che nel momento in cui il nero rompe questa struttura, nel momento in cui il nero rompe questa struttura, questo alfiere diventa fortissimo, ha questa diagonale enorme, soprattutto nel momento in cui magari si va a giocare un cavallo E5, roba di questo tipo. Chiaramente cavallo E5 impedisce B5, ovvio, e quindi è molto molto difficile da giocare come situazione. Ok, quindi spesso il nero preferisce anche, boh, va bene, tienilo lì col pedone, non te lo accetto. Arrocco, D per C4, adesso il pedone è stato accettato, è donna C2, l'idea è quello sì di prendersi subito questo pedone, ma idea tipica della catalana è quello di far spazio anche alla torre su D1 che attacca raggi X la donna. Per questo è un'apertura tra virgolette semplice da giocare, perché sai più o meno che i pezzi devono andare lì, la torre deve andare in D1 eccetera, però un'apertura che non ha uno stile d'attacco aggressivo come non so il gambetto di re eccetera eccetera, ma è un'apertura che porta spesso a dei finali, no? Magari hai quel piccolo vantaggio che riuscirai a sfruttarlo solo alla 40ª mossa, e quindi ovviamente i campioni, questi sono campioni, uno che ha 2800, l'altro che ha 2800 pure lui, sono abituati a fare partite da 1000 ore sotto stress e cercare di giocare per i piccoli vantaggi. È il turno del nero che gioca B5, attenzione a questa diagonale, la barra un pochettino si sta smuovendosi, e perché questa diagonale adesso di questo alfiere diventa molto forte. Cavallo E5 è la mossa scontata, e adesso direi cacchio, qui si è perso la torre, perché qualsiasi cosa si fa si perde la torre. Si mette davanti all'alfiere mi poppa anche l'alfiere, metti davanti il cavallo mi poppa anche il cavallo. L'unica è C6 che fa parte della teoria, ti potrebbe sembrare strano ma fa parte della teoria, e a questo punto Carlsen decide di giocare A4. Qui una mossa di questo tipo, dopo questa si attacca alla torre, si sposta, addirittura qui il computer dice che sta meglio il nero, quindi ecco, il Carlsen non si è sentita di andare in questa continuazione. Dunque ha giocato A4 mina ad attaccare questa catena di pedoni, ha assolutamente senso. Cavallo D5 la mossa che è giocata. Una mossa come A6 non ha senso perché si può giocare sull'inchiodatura. Per esempio io posso catturarti questo pedone, non me lo puoi catturare con questo pedone altrimenti perdi la torre, non me lo puoi catturare con questo pedone altrimenti perdi sempre la torre. Motivo per cui Nepomniachtchi gioca cavallo D5. Questo cavallo, come dice il gran maestro Andrea Stella, è un mostro, potrebbe essere scacciato con E4. E4 ha, tra virgolette, la controindicazione di chiuderci il nostro alfiere, no? Però prima o poi quel centro andrà preso. Cavallo C3 si attacca qui, ma soprattutto si attacca sempre questa catena di pedoni. F6 per scacciare questo pedone e ritirata. Quale casa migliore se non F3 per questo cavallo? Donna di 7, wow, qui si sta manovrando e si sta cercando chiaramente di supportare sempre i propri pedoncini. E 4, eccola che è arrivata questa spinta, però ora questo cavallo ha una casa altrettanto bella
che è la casa in B4. Ricordati, tutte le volte in cui noi facciamo delle spinte di pedoni si creano delle debolezze accanto a questi pedoni. Vedi? Qui la casa debole B4 che è stata subito conquistata da questo cavallo. Si minaccia la donna deve spostarsi e ora, bam, cavallo D3. Siamo alla 13ª mossa e il nero è riuscito a piazzare un cavallo in terza traversa. Questo cavallo è fortissimo, bisognerebbe cercare di cambiarlo il prima possibile. Un'idea potrebbe essere cavallo E1 per cambiarlo, ma il problema è che quando noi togliamo il cavallo perdiamo il contatto su questo pedone, quindi non è semplicissimo e velocissimo da togliere da lì quel cavallo e per questa ragione il nero saprà bene come continuare. Carlsen gioca E5, segue alfiere B7 e per F6 alfiere per F6 aumenta la pressione su questo punto, può essere aumentata ancora, mi viene in mente una torre da queste parti, cavallo in E4, ora magari si vuole anche cercare di cambiare questo cavallo, si fa pressione anche sull'alfiere, cavallo in A6 e ora qui il computer suggerisce come mossa alfiere in E3, forse per dare uno sguardo un pochettino a questo pedone che viene tanto attaccato, ma Carlsen gioca cavallo E5. Questa mossa non piace al motore, tant'è che se dà uno sguardo alla barra laterale, ok, adesso si sta un pochettino risistemando. L'idea di questo cavallo è quello di attaccare chiaramente la donna, ma di cambiare il forte cavallo in D3 del nero. Ma ora però il nero può darci l'alfiere e dopo questa ora mossa al nero. Che cosa faresti nei panni del nero? Una mossa di questo tipo in realtà non funziona al 100% perché c'è attacco a raggi X sia qui partono finestre, sia sul cavallo che sul pedone e quindi potrebbero esserci mosse come cavallo G5 dove si attacca 2 volte, anche se insomma sarebbe stata abbastanza disastrosa. Motivo per cui su questa mossa il nero decide di giocare cavallo in A, va in C5 e questo cavallo va a dare supporto all'altro cavallo, ma allo stesso tempo vuole andarsi a prendere quest'altra casa fortissima in B3. Il campione del mondo sembra essere in difficoltà e decide di andare in D6, occhio per occhio, dente per dente, anch'io piazzo un cavallo nella tua terza traversa che è la sesta per il bianco, ma arriva cavallo B3. Cavallo B3 è devastante, si attacca contemporaneamente sia la torre che 2 volte l'alfiere. Ne consegue che probabilmente si perderà la qualità. Infatti dopo torre B1, cavallo per, torre per, cavallo per, torre per. Siamo in questa situazione dove la barra del nero è decisamente a favore del nero con meno 1.21. A questo punto, guardando la partita in diretta, mi sono detto ragazzi, qui è finita per il campione del mondo. Torre A va in B8, torre in D1 con attacco a raggi X sulla donna, alfiere in A8. Questa mossa ammetto che non l'ho capita, non trovo alcun tipo di spiegazione, così come non trovo alcun tipo di spiegazione a questa mossa che arriva da parte del bianco, alfiere 4, ok, si vuole attaccare H7, magari creare attacchi di questo tipo, però qui c'era questa tattica che sicuramente Carlsen ha visto, ma ha ritenuto più forte questa mossa. Il computer qui consiglia cavallo in B5 con attacco sulla donna. La donna si deve spostare e ci ripiazza il cavallo qui, non è male. Ma Carlsen ha preferito giocare alfiere in E4, quindi vediamo come continua. Spinta del pedoncino in C3 e ora donna C2. C'è comunque la batteria su H7, ma si dà anche un controllo a questo pedone. G6 per togliersi da tutti gli attacchi, B per C3. B per A4, donna per A4. Ok, il nero ha 2 torri, deve solo riuscire a dare forza a queste torri, anche se al momento sembra gli uniche appunto colonne dove ci si può un pochettino muovere sono queste dove sono già posizionati. Torre in F va in D8 e una mossa di questo tipo mi fa venire in mente subito un possibile
o sacrificio o una possibile inchiodatura su questa torre. Torre in A1 per attaccare il punto in A7, C5 attaccando l'alfiere, donna in C4, attacchi a raggi X, cambio. E ora qui, signori, non cattura di donna ma cattura di cavallo, con l'idea di riposizionare il cavallo in F6 facendo un bellissimo doppio. Il re si sposta per evitare di subire lo scacco col doppio e il cavallo ritorna in D6. Ora qui la situazione è leggermente, anzi guarda, la barra si sta rivalutando, è pari praticamente, meno 0.14 è pari. Perché? Perché questa torre non riesce a giocare, c'è questo cavallo molto forte, molto ma molto forte, che controlla un sacco di case vitali e quindi qui Carlsen qui se la gioca, nonostante è sotto di una qualità, se la gioca mica male. Torre B6, l'idea mi viene in mente quello di raddoppiare le torri o sempre cercare di fare un sacrificio per restituire il materiale. Donna per C5, raddoppio di torri, re in G2 onde evitare il cambio di materiale, A6, re in H3. Qui mi viene in mente un piano che avevo visto in una partita dove questo re va in attacco e magari dà una mano tipo insieme anche al cavallo, cose così, e crea reti di matto. Re in H3 è geniale, re in H3. Vabbè. Torre C6 attaccando la donna che si deve spostare in D4, re in G8 e ora C4. Tutti i pezzi, questo pedone era abbastanza debole perché doveva essere difeso dalla donna, dopo C4 questo pedone non teme nulla perché è difeso dal cavallo. Ottima posizione per il bianco, posizione assolutamente pari, 0.00 per Stockfish. E ora donna C7, chissà cosa si vuole fare, oppure forse questa donna serve a sorreggere la spinta del pedone in A5. Donna G4 e adesso che la donna ha lasciato il controllo su questo cavallo, Nepo prende la saggia decisione, secondo me, di dare questa torre per questo cavallo fortissimo. Tieni conto che Nepomniachtchi è un grandissimo giocatore d'attacco, quindi per lui questa posizione sofferta dove c'ha due torri che non fanno nulla e anche questa decisione di ridare la qualità è stata una decisione sofferta. E a questo punto C5, l'idea è cambiamo un pochettino i pedoni e ci troviamo in questa posizione. Abbiamo 3 pedoni uniti sull'ala di re contro 2 pedoni e uno passato sull'ala di donna. Se Nepo riuscirà a giostrarsela, riuscirà a vincere. No, non ce la farà perché tra l'altro re scacco e niente, perde anche questo pedone. Re G7, adios pedone. 3 contro 2, potrebbe essere un finale vinto? Chi lo sa. Torre in F8, F4, il Carlsen inizia a spingere i pedoni e chiaramente alla domanda quale di questi 3 pedoni è candidato per andare a promozione, chiaramente il pedone F, non il pedone H, non il pedone G, ma quello F, motivo per cui bisogna cercare di spingere i pedoni in questa direzione. Donna F5, Nepo chiede un cambio di donne, chiaramente se un giocatore del suo livello con un pedone in meno chiede un cambio di donne significa che nella sua mente ha già capito che questa posizione è una posizione di patta teorica. Donna F5, cambio e adesso torre A7. Re in G8, re in G4, torre B5, si manovra un pochettino, si manovra, si chiede anche l'altro cambio di torre, H4, è importantissimo tenere la torre in vita perché il finale di pedoni magari si potrebbe perdere, quindi H4, re G7, H5, come vedi Carlsen qui sta cercando di deviare i pedoni del nero dall'altra parte, affinché questo pedone F possa essere totalmente libero di avanzare. Re H6, re in H4, torre che va alle spalle del re bianco e a questo punto G per H5 e sorpresa, torre scacco e poi via, si spinge. Adesso questo pedone non solo è libero ma può essere anche sostenuto dal pedone G. La posizione sembra promettente, se non fosse che Stockfish sa già che è una posizione di patta.
Torre G1, entrambi i giocatori provano a manovrare un pochettino, ma purtroppo non si riesce a scozzarsi via da lì. E anche questa seconda partita finisce patta, come solitamente accade. Non so se hai esperienza nei match finali, dato che giocheranno parecchie partite, solitamente tendono un pochettino a conoscersi nelle prime mosse, non dare il 100%, come diceva anche Nicolò nella partita di ieri. La prima partita di un match mondiale è sempre patta, ma in realtà anche la seconda, la terza, la quarta e inizieranno a dare il 100% forse dalle prossime, anche se qui a un certo punto secondo me il campione del mondo ha rischiato di rimetterci la pelle, ma con una tecnica incredibile è riuscito a recuperare e quasi a ribaltare la situazione. Allora noi ci vediamo domani. Domani ci sarà un nostro maestro che commenterà il terzo turno, commenterà, anzi stasera, perché voi vedete il video, lo vedete di domenica, quindi stasera, domenica sera, sul canale Twitch di Matto Scacco ci sarà un nostro maestro che commenterà a fine partita il terzo turno. Ciao ragazzi, alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!